È un weekend pieno di soddisfazioni, quello che si è appena concluso per le ginnaste empedocline ed agrigentine, e questo trionfo poco dopo l'eccellente risultato riscosso dall'atleta italiana Vanessa Ferrari, che ha vinto proprio l'argento ai recenti mondiali di ginnastica artistica svolti ad Anversa, segno questo che evidenzia il radicamento di questo sport nel territorio italiano. Sabato 5 ottobre si è infatti disputata la prima prova del campionato di specialità junior e senior, che ha visto impegnate in campo le atlete della società Gym Sporting Club e le Pulci. Le empedocline anche in questa occasione hanno dimostrato un ottimo valore tecnico e conquistando i podi a tutti gli attrezzi. Alessia Filippazzo si è riconfermata campionessa alla trave dal corpo libero nonostante l'assenza di quasi un anno dai campi di gara. Selene Midulla, tornata in gran forma dopo un recente infortunio, ha ottenuto il primo posto al volteggio ed il terzo alle parallele asimmetriche, mentre la piccola Samuela Filippazzo, appena approdata alla categoria junior, ha conquistato il primo gradino del podio alle parallele asimmetriche ed il terzo posto alla trave. Domenica 6 ottobre sono invece state le allieve a scendere in campo per disputare la prima prova del campionato a squadre di Serie C. I risultati non sono tardati ad arrivare neanche in questa sede. La squadra empedoclina della Gym Sporting Club, composta da Laura Sicurelli, Giulia Bellanca, Giulia Filippazzo e Daria Giugno, ha infatti chiuso la gara con un ottimo secondo posto dietro le bravissime ginnaste catanesi della Ionia Gym. L'ottimo risultato è stato conseguito nonostante qualche piccola esitazione dovuta alla giovanissima età delle partecipanti, cosa che fa ben sperare in un buon margine di miglioramento per la seconda prova del campionato che si terrà a Capodorlando a fine mese. Da evidenziare la prova di Laura Sicurelli, senza dubbio la miglior ginnasta presente quel giorno in campo di gara. Questa giovane atleta ha infatti ottenuto dei punteggi molto alti a tutti gli attrezzi, numerosi applausi al termine dei suoi esercizi e molti complimenti da parte della giuria. Da segnalare anche il risultato conseguito dalla Kerkent Gym Team. La squadra agrigentina, composta da Giulia Zambuto, Carlotta Cappello, Maria Carlotta Rizzo, Ludovica Civiltà, Federica Cucuzza e Miriam Di Francesco, ha infatti conquistato un meritatissimo terzo posto. Grande soddisfazione da parte dei dirigenti e dagli istruttori delle società, sicuri che questo risultato costituisca un ottimo punto di partenza per questo semestre di gare che si è appena aperto, oltre che uno stimolo importante per le ginnaste a dare sempre il massimo in allenamento come durante le competizioni. Tutto l'amore che ho